Zone rosse già in sperimentazione avviate in grandi città come Milano, Bologna e Firenze. In Veneto prefetti e sindaci stanno valutandone l'applicazione, già annunciata a Venezia durante i picchi del turismo, in fase di studio a Padova, dove si è creata tensione fra prefettura e comune, acuita in questi giorni dopo le multe elevate da Polfer e Carabinieri a due donne senza fissa dimora che bivaccavano vicino alla stazione. Multe da ricondurre non tanto ai DASPO previsti dalle zone rosse, ma il regolamento anti-accattonaggio del comune stesso. Si è aggiunta però la disponibilità dell'applicazione delle zone rosse della città di Jesolo, alle prese con episodi di mala movida registrati in crescendo negli ultimi anni. Qui il provvedimento viene visto come fondamentale per la stagione estiva. Accogliamo con favore questa proposta del prefetto di Venezia di sperimentare le zone rosse anche nel litorale durante l'estate. Noi pensiamo già alla zona prettamente più destinata alla movida, quindi la zona di Piazza Mazzini, Piazza Aurora, dove vogliamo consolidare un lavoro di allontanamento e di prevenzione nei confronti di quei soggetti che vengono a Jesolo non per divertirsi, ma per fare confusione o addirittura per commettere dei reati. Questo tipo di personaggi non li vogliamo a Jesolo e quindi questo strumento può dare alle forze dell'ordine la possibilità di allontanare i propri soggetti più pericolosi. L'obiettivo per una città balneare frequentata come Jesolo è rafforzare la sicurezza integrando passaggi precedenti come il modificare il regolamento di polizia urbana per contrastare schiamazzi ed eccessi alcolici, vietando il consumo di alcol in piazze, vie e spiagge.